dove suona ancora Bryan Adams e la sua Summer of 69, l'estate del 69. Tu c'eri già, Daniele, nel 69? 70, novembre 70, novembre 70. Ancora, eri ancora esatto, un progetto nel 69. Forse un progetto, forse chissà. Vabbè, questo poi con mamma, esatto. Eri già da quelle parti. Allora, torniamo a parlare di cose serie, però di immigrazione. Dammi però il tempo di dire che, se volete, da adesso è apertissimo il numero di SMS 346 64 277 56, oppure potete anche telefonare in diretta sfidando le intemperie che in qualche modo oggi stanno compromettendo anche le nostre linee telefoniche. Però voi provateci 0266 20 35 29, se riuscite a prendere la linea sarete volentieri messi in diretta per fare, insomma, delle domande a Daniele Contucci, oltre a quelle che sto cercando di fare io. Allora, ci eravamo lasciati sui fatti che questo traffico di esseri umani, che in qualche misura, anche forse con le migliori intenzioni, però Mare Nostrum ha agevolato, dall'altra parte del Mediterraneo va a ingrassare organizzazioni terroristiche. Tra poco vi diremo anche chi invece ingrassa dalla nostra parte della penisola, e un po' ve l'hanno già detto i giornali, Mafia Capitale e tutto quanto. C'è però un fatto che non è stato debitamente segnalato e che andrebbe fotosegnalato, questo fatto, e lascio Daniele Contucci a introdurre questo, che è un argomento veramente spinoso, che in un paese normale dovrebbe portare a una crisi di governo, a una dimissione in massa all'interno dei responsabili, però ve lo lascio raccontare da lui. Esatto. E la notorietà di questo l'abbiamo vista su un giornale, no? L'Espresso, se non sbaglio, dove è stato fatto un servizio e si parlava appunto di 100.000 persone sparite nel nulla. Con la missione, quindi nel 2014, quindi nello specifico con la missione Mare Nostrum, che era cominciata, se non sbaglio, il 18 ottobre 2013, aveva compiuto un anno esatto, 18 ottobre 2014, quindi in linea di massima nell'anno del 2014 sono sbarcate con la missione Mare Nostrum 170.000 persone. Di questo 170.000, appunto, ripeto, come ho detto prima, 100.000 sono sparite, e tra l'altro non sono state, probabilmente la maggior parte, no, probabilmente, sicuramente non sono state fotosegnalate. Ci spieghi cos'è il fotosegnalamento? Allora, considera che il Trattato di Dublino obbliga il primo paese di approdo, quindi nello specifico appunto l'Italia, a fotosegnalare le persone per poter appunto iniziare a inoltrare quindi la pratica di richiedenti asilo politico sul territorio italiano. Esatto, il fotosegnalamento non è nient'altro che una identificazione certa, cioè vengono prese le impronte digitali della persona, viene fatta una fotografia, e con quella sappiamo che la persona corrisponde a quella persona, con il nome che viene dato. Se mostra dei documenti, bene; se non mostra dei documenti, viene fatta una dichiarazione, e questa persona, esempio, si chiama e si chiamerà per sempre Mario Rossi, perché è stato fotosegnalato. Poi con il fotosegnalamento viene fatto un riscontro che si chiama riscontro AFIS, per vedere se questa persona è stata fotosegnalata anche altre volte, magari in tutti i paesi della comunità, in tutti i paesi Schengen. Infatti viene fatto anche un riscontro Schengen, per cui dal fotosegnalamento noi certamente sappiamo se questa persona poi, con il riscontro AFIS e con il riscontro Schengen, se ha una nota di rintraccio, se è ricercata dall'Interpol, se è una persona, se è un terrorista, riusciamo a sapere un po' tutto. Ma se queste persone non vengono fotosegnalate e viene compilato soltanto, come è stato fatto per tutti, un foglio notizie, una dichiarazione: mi chiamo Tizio Caio Sempronio, con la fotografia, quello non è un fotosegnalamento, quello è una dichiarazione, è una prima dichiarazione che fa la persona sulle sue generalità, diciamo, declina le sue generalità. Il problema cos'è? Che tutti quelli con la missione Mare Nostrum sono stati praticamente trattati come richiedenti asilo politico. Il che significa, bisogna fare qui una differenziazione molto importante, cosa che io ho visto nell'informazione generale, perché in maniera tecnica non si scende mai, non viene fatta. C'è una differenza tra CIE e CARA. I CARA sono appunto quei centri richiedenti asilo politico, invece i CIE sono centri di identificazione ed espulsione, dove vengono trattati di fatto le persone che non hanno titolo per stare sul territorio italiano, cioè prive del permesso di soggiorno. In quel caso viene fatta un'identificazione per eventualmente poi essere rimpatriati o fargli un'intimazione a allontanarsi dal territorio italiano entro dei giorni particolari.
Però voglio dire, ti ripeto, quelli di Mare Nostrum sono stati trattati come richiedenti asilo politico, per cui queste persone sbarcavano, veniva fatta una visita medica, veniva compilato questo primo foglio notizie, e poi venivano accompagnati nei CARA, nello specifico appunto ne stavamo a Chiara di Mineo, dove gli veniva consegnato un badge. Con questo badge queste persone avevano diritto a tutti i servizi del CARA, mangiare in mensa, dormire, viene assegnato un alloggio e così via. Però la maggior parte dei casi, tutti praticamente, almeno questo fino a giugno, fino a che noi eravamo impiegati nelle missioni, queste persone venivano fotosegnalate anche una settimana dopo, un mese dopo, perché chiaramente ne sbarcavano 500, 1000 al giorno, quindi il numero era talmente elevato che era quasi impossibile fotosegnalarli, a meno che in partenza venivano, magari, cosa che adesso in parte stanno facendo, insomma, vengono fotosegnalati alcuni nelle navi, altri nelle questure, però inizialmente c'è una falla. Fino a giugno sono entrate in Italia 120.000 persone, e di queste 120.000 persone non sono state fotosegnalate 60-70%, è una cosa molto grave. Che ripeto, queste persone poi accompagnate nei CARA in attesa di essere fotosegnalate, questi nei CARA sono liberi di entrare e di uscire, per cui la maggior parte, in particolare i siriani che tendono ad andare in altri paesi europei come la Germania, come l'Austria, una volta preso possesso di questo badge, uscivano tanti senza farvi più rientro, e quindi sono sparite 100.000 persone. Di queste 100.000 migranti non abbiamo identità certe, non sappiamo dove sono andati, non sappiamo chi sono. Di questi 100.000 forse potrebbe esserci qualche terrorista. La procura, se non sbaglio, una procura siciliana ha aperto un fascicolo su questo, su infiltrazioni di terroristi nella missione Mare Nostrum. Di questo nessuno ha risposto. Non c'è un ministro dell'interno, non c'è un capo della polizia, non c'è un direttore centrale immigrazione. Chi doveva rispondere? Il questore locale? Nessuno ha risposto di questo, cioè quantomeno nessuno è stata fatta, cioè nessuno ha sollevato il problema. Questa è una cosa molto grave a mio avviso. Abbiamo 100.000 persone che sono sparite sul territorio italiano e possono essere andate in tutta Europa. Chi sono? Dove sono? Ecco, da una parte, se dovessi fare l'avvocato del diavolo e ragionare nell'ottica della peggior burocrazia statale italiana, una volta superato il limite soglia di questi immigrati che continuavano ad arrivare, forse è partito un ordine diretto o indiretto, queste sono mie supposizioni: smettete di fotosegnalare, così questi se ne vanno un po' in Germania e noi riusciamo a decongestionare le strutture che erano, come ci hai raccontato, al collasso. Questo può essere una lettura plausibile di un ordine indiretto che è arrivato da parte della struttura gerarchica. Questo ordine da un certo punto di vista ha un senso strutturale, perché toglie il decongestionamento. Il problema è che 100.000 persone che passano dall'Italia non sono 100.000 terroristi, non sono 1.000 terroristi, però se 1 per 1.000 di quei 100.000 sono terroristi o vicini a cellule terroristiche e partono dalle basi dei terroristi, quindi non è un'ipotesi peregrina, vuol dire che ne abbiamo fatti entrare anche solo 100. Io lascio agli ascoltatori immaginare quello che hanno combinato in 4 a Parigi, moltiplicatelo per 100 persone ed è tutta un'altra musica. Esatto, infatti è una situazione preoccupante, sinceramente preoccupante, ma la cosa ancora più preoccupante è che nessuno ha risposto di questo, e nessuno ha risposto di questo. Poi permettimi, Marco, non sono d'accordo sul fatto del decongestionamento, nel senso decongestionamento perché andavano in altri posti, ma comunque più ne smaltivano di queste persone, più ne sono arrivate, perché sono arrivati proprio con un ritmo, specialmente quest'estate, di 1.000 al giorno. Tantissimi, un'infinità. Cioè, secondo me, proprio la missione Mare Nostrum, mi permetto di fare una considerazione personale, ha soltanto incentivato continuamente gli sbarchi, e poi abbiamo visto che, ahimè, è cronaca questa, quindi indagini della magistratura, non è Daniele Contucci, il sindacalista della Consap, a dirlo, e purtroppo abbiamo visto che una parte di questi soldi sono andati a finire in le hanno gestiti delle organizzazioni criminali. Tant'è vero che in una famosa intercettazione, quella più famosa, si dichiara, dice: allora speriamo che sia un anno nuovo, ti auguro un anno di emergenze, e addirittura l'immigrazione avesse un guadagno superiore a quello dello spaccio di droga.
Cioè, questo ci lascia Queste sono le riflettere. Intercettazioni ufficiali, esatto. Degli arrestati di Mare Nostrum, Mafia Capitale. Esatto. Abbiamo due ascoltatori che vogliono, penso, fare una domanda a Daniele, quindi li passiamo subito in diretta. Partiamo con il primo. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sono in linea? Sì, ciao, chi sei e da dove ci chiami? Sono Giuseppe, chiamo dalla provincia di Lecco. Ciao, pronto? Giuseppe. Sei in onda, fai pure la tua domanda. Bene. Io faccio i complimenti al nostro signor Cantucci per il coraggio di essersi messo in linea con noi per spiegarci la situazione. Da quello che ho capito abbiamo 3 o 4 profili in questa brutta storia. Allora, uno la questione economica, l'altro la questione di salute e l'altro la questione dei documenti. Vi voglio dire una cosa, io sono un po' kantiano. Cosa diceva Kant? Kant diceva che la notizia va approfondita, tutte le cose vanno approfondite e purtroppo i nostri media e giornali non ci dicono niente. Vi voglio raccontare, io sono in contatto con la Germania, cosa fa la Merkel. La Merkel, quando si è trovata in difficoltà in questa situazione, almeno la questione dei documenti, cosa ha fatto lei? Ha creato una tessera con all'interno un microchip dove si mettevano tutti i dati con la firma autentificata del soggetto. Io dico che questo è una grande cosa per dare una certa sicurezza a tutta la popolazione, perché così vediamo che chi viene e vuol delinquere a un certo punto abbiamo un punto di riferimento. Grazie per la trasmissione e per tutti i chiarimenti. Complimenti, buongiorno. Grazie mille, ne prendiamo un'altra. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Chi sei da dove chiami? Sì, buonasera. Io mi chiedo come ti chiami? Valerio. Valerio da Udine. Allora, mi chiedo cosa serve il mio passaporto. A questo punto i miei documenti, devo ritornare tutto quanto allo Stato italiano e dire scusate, ma visto che avete bisogno di tanta gente per venire a ripopolare questo paese, e grazie ad Alema che ha detto che abbiamo la popolazione più vecchia e abbiamo bisogno di persone che vengono da altri paesi per ripopolarci, a questo punto io gli ritorno i documenti e mi mantenete come mi mantengono loro. Ma quando fanno queste politiche qui non è che le paghiamo da qui a breve, le pagheremo a medio-lungo termine, perciò dobbiamo aspettarci di tutto e di più. Per una politica sbagliata che hanno fatto anni fa, quella delle pensioni, adesso stiamo pagando che tutti quanti non andranno più in pensione, andranno con pensioni che non sono neanche protette. E adesso quando ci sarà tanta gente che è arrivata da altri paesi, gli italiani cosa faranno? Vediamo un attimino. Grazie mille Valerio. Allora, 2 questioni interessanti. Da poliziotto al cittadino che ti dice io cosa me ne faccio del mio passaporto, come ti sentiresti di rispondere? Ovviamente informalmente, però da poliziotto comunque insomma rappresenti quello che te lo chiede. Io personalmente da poliziotto, da semplice poliziotto, sì, esatto, da assistente capo di polizia su strada, io rispetto le leggi. La legge mi dice che se una persona non è priva del documento di identità, io lo devo accertare la sua identità, se non con il documento devo farlo successivamente con un fotosegnalamento. Cioè se io faccio un servizio di pronto intervento e fermo una persona senza documenti, io questa persona la devo portare in questura, all'ufficio di fotosegnalamento per fotosegnalarlo. E la stessa cosa andava fatta con gli stranieri, anzi a maggior ragione, perché quantomeno su un italiano io riesco a interloquire, sto dicendo una cosa, per carità, lascia il tempo che trova, no? Però comunque sia parlo la stessa lingua, riesco a inquadrarlo. Uno straniero che viene da un'altra nazione alternativa non so assolutamente niente. Così come deve essere fotosegnalato l'italiano senza documenti, a maggior ragione la persona che sbarca per la prima volta in Italia, dove ha un trascorso. E questo trascorso cos'è? È un trascorso che viene per motivi sicuramente potrebbe essere stato perseguitato, religioni, razza, persecuzioni dal punto di vista del sesso, ognuno ha una sua storia, per cui devo capire la sua storia, ma devo sapere chi ho davanti. E noi invece abbiamo 100.000 persone che sono arrivate in Italia e sono sparite nel nulla, e la maggior parte di questi non sono stati fotosegnalati, quindi non sappiamo chi sono. È una cosa molto grave, ripeto, a mio avviso è un'omissione. Io commetto un'omissione se non identifico una persona sul territorio italiano. Quindi voglio dire, abbiamo 100.000 omissioni su questo? E invece l'ascoltatore che ha raccontato l'esperienza della Germania, cioè ha raccontato insomma che lì c'è un sistema ma in Germania una cosa del genere presumono, cioè non accadrebbe, anche perché dice stringente sì, gli lasciano un tesserino, ma per rilasciargli quel tesserino
ripeto, col chip, in quel chip, così come il passaporto. Adesso i passaporti bisogna prendere impronte. Se Marco decide di avere un passaporto, di chiedere un passaporto, gli viene presa l'impronta digitale, perché da quel chip si leggono le sue impronte, si legge, si vede il suo viso, c'è tutto, ci sono tutte le informazioni. Quindi in Germania rilasciano questo documento dove hai tutte le informazioni, ma se non fotosegnaliamo le persone, come facciamo a rilasciare un documento del genere? Qui stiamo dicendo che in Italia non è stata rispettata la legge, tant'è vero che l'Europa più di una volta ha bacchettato l'Italia per non fotosegnalare queste persone, che ovviamente in seguito al fotosegnalamento diciamo, tutto l'iter della richiesta d'asilo politico fino a quando la commissione territoriale non decide se dare asilo politico, motivi umanitari o protezione sussidiaria o rifiutarlo, deve stare sul territorio italiano perché l'ha richiesto qua. Quindi è ovvio che poi c'è l'obbligatorietà, però voglio dire, questo significa che una persona quindi non si fa fotosegnalare perché non segue le leggi europee in questo caso. È lo Stato stesso che non è lo Stato stesso, quindi è una cosa, voglio dire, prendiamo le trovo ultime 2 telefonate prima della pausa. Vi chiedo di essere telegrafici così riusciamo a fare botta e risposta. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sì, ciao. Ho 2 domande velocissime. La prima, se voi mi rivolgo al vostro ospite, come operatori della polizia, avete fatto degli esposti alla procura circostanziati sulle irregolarità? Ok, la seconda? Se era possibile farlo. La seconda, velocissima, è: avete una soluzione, voi che siete gli operatori, avete una soluzione? Perché mi sembra che i flussi migratori siano abbastanza difficili da fermare, stante la degenerazione dello scenario internazionale, e mi sembra che noi come occidentali, compresi noi italiani, qualche responsabilità ce l'abbiamo nella degenerazione di questo scenario. Quindi avete una soluzione? Perché parlarne per magari alimentare anche un pochettino la paura, secondo me è controproducente. Grazie mille. 2 questioni cruciali. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Sì, sono Pierluigi, chiamo da Bergamo. Salve Pierluigi. Io vorrei chiedere al poliziotto, non ricordo, Daniele Contucci, il suo nome. Lui ha raccontato tante cose che non funzionano e ha perfettamente ragione. Io però mi chiedo, a questo punto, la polizia si preoccupa... Pronto? Sì, non sentivo più nulla. La polizia che cosa ha fatto contro questo stato di cose e contro questo stato che tratta loro e i cittadini italiani come dei pezzi di M e tratta invece questa gente tranquillamente senza alcun dovere, ma solo con un sacco di diritti? Non sarebbe ora che anche loro cominciassero a ribellarsi? Grazie mille. Allora, la polizia si incazza, più la questione degli esposti in procura e se l'immigrazione è un problema risolvibile, qual è la soluzione reale e legale. 3 questioni molto importanti subito dopo una piccola pausa pubblicitaria. Radio Padania Libera allarga i suoi confini. Da oggi puoi ascoltarla dal tuo tablet o smartphone con tecnologia Android o Apple. Scarica l'applicativo e potrai portare sempre con te la tua radio preferita. Radio Padania Libera, senza più confini. C'è un tempo per ripartire, per sorprenderci delle cose nuove, per tenere alto lo sguardo e per sentire la differenza. È il tempo di Peugeot 308, l'auto Europa. Scoprila con i nuovi motori Euro 6. E oggi Peugeot 308 1600 Blu HD, 120 cavalli e nuovo cambio automatico. E tu a 189 euro al mese. Informati su 308perte.it. Peugeot. Scade il 28 febbraio, TAN 3,99, TAG 5,49. Ti ricordi la notte del nostro primo anniversario? Siamo usciti sul terrazzo a guardare le stelle, proprio come piace a te. All'improvviso il cielo si è illuminato, ne saranno cadute 5 contemporaneamente. Tu che desiderio avevi espresso? Io ero in casa a cercare il golfino nell'armadio. Non perderti le cose belle della vita. Fai spazio alle tue passioni. Fino al 4 aprile 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, spendendo almeno 400 euro su uno o più guardaroba Pax e accessori Complement, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su IKEA.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità.
Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Ricordate Su e Giù, il sistema saliscendi per tendaggi? Su e Giù, il dispositivo che fa scendere le tende con tutto il binario permettendovi di toglierle in sicurezza. Senza la paura di cadere dalla scala per lavarle. Su e Giù è in vendita presso tappezzieri, colorifici e ferramenta. Telefonate al numero 02 36 51 64 40. Vi diremo dove trovarlo. Acquistatelo direttamente sul sito www.gmg-srl.net. Su e Giù, per non cadere più. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita eventuale panoramica e il piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama l'800 700 860 800 700 860. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Siamo in onda, siamo perfettamente in onda. Allora, stavamo commentando off the record un SMS che arriva da Carla da Torino. Questo signore, portatelo sul palco a Roma e fatelo parlare. Questa è così l'invito che ci arriva da un ascoltatore. Chiaramente stiamo cercando di capirci di più, a prescindere di quello che poi succederà a Roma o meno. Una delle domande che si facevano prima era quella: perché non siete andati alla procura? Ecco, parliamo di questa cosa che è molto particolare, cioè noi stiamo ospitando comunque un poliziotto che sta indicando delle serie responsabilità in capo a tutta la catena di comando della polizia, e in questo strano paese le cose sono molto spesso o collegate o comunque c'è una certa difficoltà a superare dinamiche di potere in favore della legalità come dovrebbe essere scritta sulla legge, e queste cose così complicate Daniele le ha vissute, le sta vivendo sulla sua pelle, e se vuole è anche giusto che anzi doveroso che se ne dia testimonianza pubblica. Allora, esatto, io ho quasi 25 anni di esperienza tutti su strada, ok? Quasi tutti su strada, diciamo. Su strada nel senso a contatto con la criminalità, con il cittadino, e nello specifico appunto adesso in materia di immigrazione con i migranti. E quando si verificano delle situazioni, così come nelle manifestazioni, di ordine pubblico particolare, quindi abbiamo sempre un funzionario, no? Che coordina questi servizi di ordine pubblico. Diciamo che quando sbarca una nave con 1000 persone è una situazione di ordine pubblico elevata, ovviamente. E quindi in quella situazione si possono ovviare certi, cioè si può ovviare un po' la legge, tra virgolette, no? Quindi non c'è l'esigenza di ordine pubblico, bisogna tutelare l'ordine pubblico, ordine e sicurezza pubblica, e in quel caso con 1000 persone ovviamente o si parte, come adesso già da quello che ho sentito, perché ripeto, noi da luglio non veniamo più impiegati in questo tipo di servizi. Per sentito dire tramite dei colleghi mi dicono che già sulle navi adesso vengono fotosegnalate le persone. Perché? Perché su ogni nave ci sono un paio di colleghi che provvedono a fotosegnare. Su ogni nave parliamo di navi militari, non di navi mercantili, perché con la missione Mare Nostrum noi avevamo delle navi, cioè la gente sbarcava con navi militari e con navi mercantili, dove addirittura dei mercantili davano soccorso in nave a questi migranti chiaramente che si trovano in una situazione di pericolosità, no? Perché potevano naufragare o altro, e quindi con le navi, sulle navi mercantili non potevano esserci poliziotti. Sulle navi militari questo avveniva ottimamente, da quello che ho sentito, così come del resto in seguito alle denunce pubbliche che noi abbiamo fatto e le nostre richieste, e ai poliziotti giù, in particolare questo di Siracusa, di Catania, e dopo le nostre denunce pubbliche, diciamo pubbliche a livello mediatico, hanno cominciato ad avere le mascherine con il filtro, così con i militari. È chiaro che non c'è stato risalto a queste nostre denunce a livello governativo, però c'è stato un cambiamento in senso positivo, esatto. Certo. Però io parlo del passato e dico fino al primo di giugno, fino ai primi di giugno, diciamo,
sono arrivate quante? 120.000 persone? E queste 120.000 persone chi sono? Dove sono? Chi sono? Chi l'ha viste mai? Forse una parte sono stati fotosegnalati, sì, una parte, un 40%, un 30%, il resto. Quello è il problema. Quindi sul discorso della procura ci siamo capiti, la procura su certe cose, se ravvede un reato agisce d'ufficio, non c'è bisogno certo dell'esposto di un poliziotto. Anch'io parlando adesso qui in radio, se c'è qualche procura che ritiene opportuno ascoltarmi, io vado lì e faccio le mie dichiarazioni. Voglio dire, ormai la procura può aprire anche dei fascicoli. Io su Facebook, il mio nome è Daniele Contucci, posso postare qualsiasi cosa. Una cosa d'ufficio, perché la valenza di quello che fate è talmente pubblica ed è talmente all'interno della macchina dello Stato che non si può risolvere probabilmente con un semplice esposto, come invece potrebbe succedere a un cittadino che testimonia di un reato. La seconda domanda che ha fatto l'ascoltatore di prima è molto interessante, dice l'immigrazione di queste proporzioni è probabilmente un qualcosa di difficilmente arrestabile, questa è la sua tesi. Secondo voi, da esperti della sicurezza, quindi in modo laico, anche se non esiste un'oggettività e un po' di politica nella risposta è giusto che ci sia, però in modo laico, come si può gestire il flusso dell'immigrazione senza alimentare paure nella popolazione? Questa è una domanda da 2-3 milioni di dollari, però una risposta puoi provare a darla, secondo me. A mio avviso serve regolamentarla e rispettare le leggi. Se c'è qualcosa che non va per migliorare, si può migliorare, cioè nel senso comunque sia il flusso lo devi regolamentare, cioè l'immigrazione va regolamentata. E io personalmente, ripeto, poi sembra che parlo un po' politicamente, nel senso questi falsi, questo buonismo di incentivare gli sbarchi e far passare questo messaggio di venire in Italia, perché poi io mi permetto sul posto, io ho il termometro della gente, cioè lavorando sul posto, sul territorio, ho avuto il termometro anche parlando con i migranti, la maggior parte dei migranti, interpreti, le persone che continuamente facevano interviste nella loro lingua, quindi ho avuto modo di interagire, perché non parlo da una cattedra, so se idea, cioè io non parlo da una cattedra, non faccio il professore dicendo ok, le cose vanno fatte in questa maniera, no, io racconto i fatti e dai fatti è chiaro che posso trarre delle deduzioni che sono deduzioni concrete della quotidianità. Questa quotidianità mi dice che comunque sia con Mare Nostrum è stato fatto passare questo messaggio che è stato fatto passare ha fatto sì che sono stati incentivati in maniera esponenziale, poi questi sono i dati, non lo dico io, quindi gli sbarchi, e con questo purtroppo, ripeto, si sono create anche delle false aspettative, perché molti di loro hanno avuto modo anche di farci amicizia, di conoscerli, per carità. È chiaro che loro hanno delle aspettative, delle persone per bene, poi ci sono anche persone non per bene. Le aspettative che sono state deluse, perché comunque loro hanno visto l'Italia come il paese come l'America, esatto. Poi hanno visto che hanno ottenuto delle cose, poi in realtà vengono lasciati così, un po' in uno stato tra virgolette di abbandono dopo che hanno fatto tutto l'iter, e si trovano a circolare nelle grandi città senza avere lavoro, perché poi esiste il programma Sparar, no? Dove comunque dovrebbero inserirsi in un contesto lavorativo, di educazione, così. Funzionano questi? Sì, è una macchina di soldi che sta in mano chiaramente alle cooperative e tutto il resto, così, ma funzionano? E noi vediamo tanti disperati che girovagano nelle nostre città, che poi purtroppo non avendo niente, alcuni di loro delinquono, e chi ne risponde? Il cittadino. E chi in prima persona? Le forze dell'ordine. Noi forze dell'ordine che dobbiamo intervenire quando molti di loro, o alcuni di loro, dite voi, ma alcune persone commettono dei reati, perché poi alla fine trovandosi così, ovvio, certo, devono mangiare, Ma poi anche la mafia ha bisogno di una manovalanza. Quale manovalanza migliore di questa? E poi ripeto, questa poi che viene denominata microcriminalità non è microcriminalità, questa è macrocriminalità nei confronti del semplice cittadino, della persona anziana, del disabile, della vecchiettina che prende la pensione, perché un reato nei loro confronti è macro, non è micro. Certo, perché poi va a invadere proprio la sfera di una singola persona, una società civile, non concepisce la microcriminalità. Prima di prendere i due ascoltatori chiedo di avere un attimo di pazienza, perché volevamo mettere un altro argomento sul tavolo. L'altro argomento che volevamo mettere sul tavolo parte da un'altra esperienza di Daniele Contucci e la sua task force, che adesso magari ci puoi raccontare. Allora, il tempo in cui un richiedente asilo diventa o meno un rifugiato è più o meno, abbiamo detto prima, 15 mesi.
giusto? Tempo medio. Era 15 mesi, sì. La task force di cui fai parte, quando era in servizio attivo su questo fenomeno, ha detto: 15 mesi è tanto, cerchiamo di vedere se si può velocizzare questa procedura. In che modo siete stati ringraziati pubblicamente di questo vostro solerzia nel abbreviare le procedure burocratiche? Io mi ricordo, appunto, siccome siamo stati in maniera discontinua e continua, nel senso, alcuni, perché in base, cioè non le stesse persone andavano sempre su al CARA di Mineo, però comunque ricordo che inizialmente si aspettava 15 mesi, anche 16 mesi, 18 mesi, insomma un tempo incredibile da quando queste persone arrivavano, quindi venivano prese in forza in questo CARA, quindi poi foto segnalate successivamente, veniva compilato un modello che si chiama modello C3, dove appunto veniva fatta l'intervista che durava circa 20 minuti. Questa intervista poi veniva inserita in un database, in un programma che si chiama Vestanet, e poi successivamente inviata alla commissione territoriale. La commissione, che poi sono state raddoppiate, insomma avevano dei tempi abbastanza lunghi perché i numeri erano alti, e quindi insomma c'era una lungaggine anche burocratica su questa, per cui su questo, fino a che non veniva dato motivo umanitario, sussidiaria o asilo politico o rifiutato questa richiesta d'asilo di asilante politico, appunto passavano 15 mesi. Noi abbiamo ridotto i tempi perché avevamo velocizzato tutte le procedure e fino ad arrivare a un punto che addirittura, se non sbaglio, 6 mesi, 7 mesi, quindi ridotto di 9 mesi, insomma ridurre di 9 mesi una procedura, che significa, tu considera che queste persone hanno un costo di ognuno di questi varia tra le 40 e le 90 euro, 100 euro, così se sono minorenni, al giorno, moltiplicato per il tempo di permanenza, per una media di 3.000 persone, perché a regime pieno il CARA di Mineo lavorava con 4.000 quando era pieno, quindi vuol dire periodi un po' più tranquilli, 3.000, moltiplichiamo questa cifra per 8 mesi in meno, perché abbiamo realizzato 8 mesi in meno, quindi sono mancati i guadagni? È abbastanza ampio, io ho perso il conto, siamo solo al CARA di Mineo. Io il conto non lo faccio, quindi sono mancati i guadagni. Punto di domanda. Esatto, il questore di Catania, alcuni nostri componenti di questa task force ha fatto un riconoscimento premio in denaro per aver lavorato bene in una certa maniera, aver ridotto i tempi. Chissà com'è, a distanza di tempo, questa task force non è stata più impiegata. Forse ha creato dei problemi a qualcuno? Non so, magari Diciamo che le inchieste comunque di Mafia Capitale fortunatamente hanno tolto il tappo a questo sostrato. Io mi ricordo che c'è un personaggio, non faccio nomi, basta vedere, dicevo, andare su Google, inserire Mafia Capitale, business CARA di Mineo, escono fuori dei nomi, e qualcuno forse era addirittura il consulente del CARA di Mineo, consulente, signori, ma qualcuno... Degli arrestati, diciamo, esatto, più importanti. Si parla proprio di CARA di Mineo, ma chissà. Allora, lascio a voi. Abbiamo 2 ascoltatori, li prendiamo in diretta. Pronto? Pronto? Sì, salve. Chi sei, da dove chiami? Salve da Torino. Ciao. Ciao. Ma io volevo chiedere, come si potrà fermare questa cosa, questa invasione? C'è i comandanti e i generali che comandano la situazione, polizia, carabinieri e compagnia bella, non danno ordine e fanno parte del sistema che mi avete capito già, no? Ecco, volevo chiedere questo. Ciao, grazie. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buonasera a tutti, sono Piero della provincia di Torino, volevo rispondere a questo signore qui e a quello di prima. Intanto a nome mio vi ringrazio voi della polizia che fate questo lavoro e anche i carabinieri, perché oltretutto voi siete avvantaggiati di avere il sindacato, loro non possono parlare, loro proprio usi obbedire tacendo. Allora quel signore di prima si lamentava, ma io mi ricordo all'età di 18 anni sono andato a fare la visita militare, mi hanno preso le impronte digitali. Allora, tutta questa gentaglia di politici che hanno detto no, le impronte no, questo no, quest'altro no, siamo ridotti a questo. Io quando vado in Francia devo parlare francese, se vado in Inghilterra non posso viaggiare a destra, perché dico a casa mia viaggio a destra, ma mi devo adattare. Allora, fin quando il governo non metterà subito
una legge dove dice che tutte le religioni saranno sottomesse a questo, e poi stringere. Cioè, se io vado in Francia e non ho i documenti, mi mettono in galera subito, poi mi mandano a casa. Allora, perché tutta questa gente arriva, sono senza documenti? Io vedo qui in provincia che abbiamo sti ragazzi, sti neri, sono tutti tappati da festa, hanno tutti uno smartphone e sono sempre lì che parlano. Con chi parlano? Cosa dicono? Grazie mille, questo lo chiediamo alla polizia che li intercetta, speriamo. Pronto? Pronto? Sì, salve. Sì, salve, sono Claudio da Brescia. Salve Claudio. Ciao, allora due cose. Intanto io sono allibito a sapere che ci sono 100.000 persone in giro di cui nessuno conosce la provenienza. Tanto che voi parlavate, mi sono permesso di fare due conti. 100.000 persone messe in fianco occupano uno spazio di circa 60.000 metri quadrati. Piazza del Duomo a Milano è grande, 17.000 metri quadri. Quindi è come avere 4 piazze del Duomo di persone sparite dalla sera alla mattina e nessuno è responsabile di questo. Dopodiché stavo guardando un documento si chiama The European Migration Network, dove parla dei clandestini e dove dice che se vanno a chiedere cure sanitarie e via dicendo, siamo obbligati a fornirgliele gratuitamente e siamo obbligati a non identificarli. Cioè, siamo a una situazione, a un paradosso incredibile e nessuno è responsabile di questo. Grazie mille Claudio, io direi che possiamo prenderne un'altra perché fin qui abbiamo abbastanza ribadito i concetti, fa piacere perché comunque penso che il fatto della tua denuncia incontra, diciamo così, gli interessi delle persone. Qui se volete 0266 20 35 29 valgono anche gli sms che stiamo un po' trascurando colpevolmente, 346 64 277 56. Abbiamo un amico che scrive un messaggio, ci arriva un po' frammentato, però la sua soluzione per l'immigrazione sarebbe allestire campi profughi ONU sulle coste di arrivo oppure di partenza e aiutarli a entrare nel territorio gradualmente. Può essere secondo te una soluzione possibile o siamo nelle fantasie assolute? No, io ricordo appunto che con la dittatura di Gheddafi, per carità, io non entro in merito, però comunque sia contenevano questi flussi migratori, perché poi venivano firmati degli accordi bilaterali, no? Con i paesi, con Gheddafi in particolare. Accordi bilaterali vengono firmati in seguito a degli accordi economici, quello è ovvio, però venivano firmati e quindi comunque Gheddafi conteneva. Poi tra l'altro mi permetto di farvi dei complimenti a Tony Bobby, che ho visto che ultimamente seguendolo su Facebook ho visto che lui ha cominciato a intraprendere dei rapporti bilaterali dalla Nigeria con altri paesi, no? Perché insomma sono importanti i rapporti di reciprocità, cercando appunto di avere un'immigrazione giusta, un'immigrazione controllata, un'immigrazione, ripeto, che non crea lo scontro sociale poi sul territorio. Questa invece è un'immigrazione, mi permetto, che crea lo scontro sociale. Quindi poi, tornando al discorso dell'ascoltatore che diceva, che ci ha scritto appunto di eventuali missioni ONU, questo è chiaro, però deve intervenire l'ONU, controllandoli sul posto e forse far venire le persone che hanno il titolo per fare la richiesta di asilo politico, perché qui tutti sono stati trattati come richiedenti asilo politico, mentre poi in realtà quanti asili politici sono stati dati? Cioè su 120.000 persone a giugno, se non sbaglio, la richiesta di asilanti politici è stata di 40.000, 35.000, il 10%. Quindi di chi ha fatto richiesta d'asilo politico abbiamo il 10%. Quindi tutte le masse dei 120.000, io parlo fino a giugno, che certo. Noi abbiamo avuto 5.000 persone che hanno il titolo, 5.000 su 120.000. Sinceramente, qui non so se forse tutti hanno il titolo, no? Potevano essere trattati forse come certamente clandestini, non so. È chiaro che c'era un'immigrazione economica, no? Basta i paesi di provenienza che ci hai detto prima, intuitivamente ce lo raccontano. È chiaro che se uno viene dalla Libia, dalla Siria o dalla Nigeria, io posso immaginare ci sia una situazione di guerra. Esatto. Se uno arriva dal Senegal, dove magari non c'è grande ricchezza, ma non c'è neanche la guerra o una situazione di grave tensione sociale, è chiaro che intuitivamente si tratta di un caso di immigrazione economica, ecco,
che viene mascherato sotto il profilo umanitario. Questo è un dato di fatto. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, buonasera. Una piccola informazione per quello che riguarda tutto il discorso dell'immigrazione. Sì. Io vorrei essere un attimo più gentile nei confronti delle persone che gestiscono questi traffici, però non ce la faccio, perché penso che le prime persone che le gestiscono sono i politici. Quindi è già tutto un dire. C'è un determinato tipo di classe politica che lucra, come è stato dimostrato a Roma, e ma ne verranno fuori degli altri, su queste disgrazie qua. Testimonianza vivente, io pago le tasse. Oggi in America, penso che risiede anche da voi a Milano, sì, ci sono le strade extraurbane che sono completamente innevate, non ci sono i soldi per avere nessun tipo di servizio pagato da noi cittadini, non buttano più sale, nelle valli della montagna ormai ci rinuncio anche ad andare per il semplice fatto, uno, che non ho soldi, due, che se non hai le catene o un 4x4 non ti muovi neanche. Quindi mi chiedo veramente a qual è lo scopo di andare avanti a pagare le tasse, e soprattutto come fanno le forze dell'ordine ad avere ancora il coraggio di far benzina per andare a far pattuglia, perché si devono pagare divise, benzina, proiettili, spese del poligono e tutto quello che gli sta dietro. Tra un po' si dovranno anche pagare un'eventuale assicurazione se gli dovesse succedere qualcosa. Perché l'Italia è diventato un paese di merda, scusate la parola ma è la pura verità. Buona giornata a tutti. Grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Pinti, ciao. Sono Guglielmo da Brescia. Io avevo già telefonato 7-8 mesi fa, un anno fa, per quella storia qua degli extracomunitari che arrivano, che era la stessa cosa dei militari quando praticamente facevano da mangiare da buttare, così tutti andavano fuori a mangiare e loro segnavano 10.000 pasti. E ho detto, loro segnano quelli che arrivano, ma quelli che restano no, e però intanto si va avanti a pagare per quelli che arrivano, non per quelli che restano davvero, perché se adesso solo fare un controllo del genere risparmieremmo decine di milioni di euro al giorno, e la cosa era rampante, cioè solo chi non voleva vederlo perché aveva interessi non la vedeva, si capiva già dall'inizio. Sì, cioè è un traffico di esseri umani a tutti gli effetti legalizzato, perché questo è, mi sembra che emerga. Poi uno può anche pensare che sia positivo che ci sia un traffico di esseri umani, non lo so, io non lo penso, però uno può anche pensarlo, che un paese che ormai è deindustrializzato, scusa se mi allargo un po', ha bisogno di un nuovo prodotto da produrre e scambiare. L'immigrato è perfetto perché non solo lo puoi vendere e comprare, ma nel mentre lo puoi anche sfruttare per fare i lavori che non vuoi più pagare a un certo livello, perché poi il discorso invece quello proverbiale dei lavori che non vuoi più fare è una balla storica, secondo me. Scusa se mi sono fatto prendere un attimo dalla tangente. Abbiamo un SMS di Gian da Genova che dice: il buon Gheddafi conteneva sì, ma in campi di concentramento. E nessuno ha mai detto la santificazione di Gheddafi, non assolutamente, mai fatta. Assolutamente, ho detto semplicemente quello che avveniva, che conteneva queste masse migratorie, questo è vero. Poi dove e come non lo so, io non posso rispondere. Ovviamente, certo che la situazione migliore sarebbe quella di inviare una missione ONU sul posto, ovvio, missione di pace ONU dove fai una zona cuscinetto, esatto. Però nel senso, mi sembra anche qui stiamo facendo un'operazione che va oltre, voglio dire, io sono un semplice poliziotto, come prima addirittura, cioè, vorrei rispondere alla domanda di una persona che diceva: ma voi cosa fate della polizia? Allora, io sono l'ultimo poliziotto a livello gerarchico e sto denunciando delle cose gravi, quindi anche delle gravi negligenze di vertici di polizia. Ho dovuto ricoprire un incarico da sindacale, quindi quantomeno c'è da apprezzare la mia forza e coraggio. Tutto là. Vabbè, a questa mi sembra che gli ascoltatori la stanno assolutamente. Sì, questo sicuramente. No, la persona che mi domandava, diciamo, delle cosa fate voi, io non posso far nulla, sto soltanto denunciando delle cose che non vanno. E certamente, esatto. Sono fatti quelli che stiamo raccontando. Pronto? Pronto, sono Alba di Abizzate. Salve Alba. Buonasera. Io vorrei rivolgermi al poliziotto perché ho dei sospetti, no? Allora, si sa che ci stiamo ammalando tutti, no? Gente che sparisce, gli esperimenti che fanno di esseri umani, clonazione e via, creano mostri nei laboratori, no? Non è che purtroppo c'è la cultura meglio pochi ma buoni che tanti puntini, perché sulla Bibbia c'è scritto anche questo. Alba, posso per competenza dirottare la tua telefonata su Padania Misteriosa, perché noi non siamo attrezzati. Grazie, perché mi piacerebbe intervenire anche lì. Grazie Alba, grazie mille, ti saluto. Simpaticissima la nostra Alba di Albizzate, che in qualche modo lei si fa un po' prendere da tutte queste teorie, poi magari c'è anche del vero, però quando a me succede che mi arrivano tutte così insieme, devo dire
dire, apprezzo molto la simpatia e l'ha dirotto per competenza a Lissoni con la sua Padania misteriosa. Prendiamo un'altra telefonata? Signor Carnelli, pronto? Pronto? Sì, pronto, salve. Buonasera a tutti, complimenti anche al vostro collega poliziotto. Io volevo fare una domanda al poliziotto. Secondo lei, questi signori politici, non quasi tutti, quelli che hanno questa arroganza, se domani mattina potrebbero loro uscire da soli da casa, senza la scorta? Grazie e buonasera. Questa è una domanda a cui non può rispondere lui, non posso rispondere io, rispondetevi da soli, e la risposta è abbastanza facile. Intanto sempre Gian da Genova, con cui abbiamo un rapporto a questo punto epistolare in questa trasmissione, quello che faceva notare i lager di Gheddafi, ci scrive sulle orme di Vittorio Arrigoni: restiamo umani, non ti preoccupare, qui cerchiamo di restare umani anche qui a Radio Padania. Cerchiamo di segnalare delle cose che ci sembrano strane. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? È cascato la linea. Ecco, questo quadro che viene fuori però è abbastanza inquietante, perché in effetti forse non tutti gli ascoltatori è arrivato subito il fatto che tu stai parlando sì da poliziotto, ma i primi a sedere sul banco degli imputati della tua serie di accuse, possiamo dire nel senso più nobile del termine, sono per l'appunto le gerarchie di polizia che si sono rivelate inadeguate nei confronti del potere politico. E sì, sull'esposizione al rischio malattie infettive e del mancato fotosegnalamento, che sono due questioni abbastanza importanti. È vero, la responsabilità è della politica, ma forse altri paesi conoscono una struttura Stato con la schiena un pochino più dritta, possiamo dire, nel rapporto con la politica, mentre in Italia, soprattutto la polizia, più ancora forse dei carabinieri tradizionalmente, influisce la guida politica del momento anche su tutta la totalità della struttura, e quindi può portare a quei scenari che abbiamo ipotizzato prima di doloso non fotosegnalamento, di favorire questa o quella porto addirittura, perché si parla addirittura di, non so se sei a conoscenza di questa notizia, si parla addirittura del fatto che recentemente ci siano dei porti che vengono privilegiati rispetto ai porti siciliani. La prima ondata ha interessato i porti siciliani, ultimamente sembra che le navi vengano dirottate sui porti campani, e questo è un dato curioso, perché di porti l'Italia ne ha molti, ci sembra che ci sia, anzi c'è una forte concentrazione di sbarchi e relativa gestione con i CARA, con i CIE, col giro di denaro legato a queste strutture, legate alla città di Salerno ad esempio, ad altri comuni della Campania. Un qualcosa di geograficamente inspiegabile, che però si può forse, e lo dico io, si può forse spiegare legandolo al giro d'affari che c'è intorno a un CARA, tutto lecito, tutto legale, non c'è bisogno di nascondere i soldi sotto il doppio fondo del bagagliaio, non c'è bisogno di ripulirli, perché sono finanziamenti pubblici che danno vita a un affare che però viene spesso, e questo ce lo dicono le inchieste, dato in mano a persone quantomeno borderline. Questo è un quadro generale che ci può stare anche da chi come te è un insider di questo mondo. Beh, io sì, informazioni mi ricordo che prima, fino a quando insomma viaggiavamo così, mi ricordo che in quel periodo, poi successivamente, anche su quel periodo successivo, venivano dirottate delle navi dalla Sicilia fino addirittura arrivare in dei porti campani, nello specifico, se non sbaglio, Napoli e Salerno, il porto di Salerno, sì, esattamente. E chiaramente mi domando quanti porti esistono dalla Sicilia fino ad arrivare in Campania al porto di Salerno. Ma sono tutti punti di domanda e noi risposte non ve ne diamo, datevele da soli con gli elementi che i costi poi presumo che siano più elevati, anche i costi dei carburanti per spostare queste navi militari, no? Tra l'altro poi c'è stata anche la trattiamo dopo la pubblicità. Restiamo umani, GR, pubblicità e ancora insieme fino alle 18:30. To be wild. Tutti i giovedì sera dalle 21 alle 23:30 Roberto Maggi vi aspetta sulle strade della libertà. Politica, attualità, ospiti a sorpresa. Vi aspettiamo.
tempo per ripartire, per sorprenderci delle cose nuove, per tenere alto lo sguardo e per sentire la differenza. È il tempo di Peugeot 308, l'auto Europa. Scoprila con i nuovi motori Euro 6. E oggi Peugeot 308 1006 Blu HD, 120 cavalli e nuovo cambio automatico. E tu a 189 euro al mese. Informati su 308perte.it. Peugeot. Scade il 28 febbraio, TAN 3,99, TAG 5,49. Ti amo, ma ti lascio. Anzi, ti rottamo. Se ami la tua pelle, Rottama è il tuo vecchio fondotinta. Portalo in farmacia. Subito per te il 20% di sconto su un nuovo fondotinta Vichy. Sconto minimo consigliato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido dal 15 gennaio al 15 aprile 2015. Farmacie aderenti su vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. Non possiamo assolutamente distrarci, dobbiamo continuare a lavorare come se fossimo ancora al 4%. È Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, ad invitare oggi i militanti e i suoi parlamentari a non montarsi la testa e lavorare con impegno sul territorio per costruire un'alternativa alla sinistra renziana. Le dietrologie mi interessano poco, ha detto Salvini, che sta dietro a quel che accade nel centro-destra. Siamo al lavoro per costruire un progetto serio, alternativo a Renzi. Continuiamo a innaffiare questa pianticella che solo un anno fa era debole, ma che adesso si è ripresa e cresce, ha assicurato il segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, che poi ha concluso: Renzi ha scelto Confindustria e le grandi aziende che producono all'estero come la Fiat. La sua scelta è chiara: premiare la finanza, i grandi costruttori, i grandi imprenditori, ha concluso Salvini. Corruzione, sembra sia stato raggiunto un accordo nella maggioranza sul testo contenente le norme di contrasto alla corruzione all'esame del Senato. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Orlando del PD e il viceministro Costa dell'NCD al termine di un vertice tenutosi oggi al Ministero. Oltre all'estensione della punibilità sul falso in bilancio, abbiamo valutato di eliminare la procedibilità a querela. Il reato sarà sempre perseguibile d'ufficio, ha aggiunto il ministro Orlando, spiegando i termini dell'intesa sulle norme di contrasto alla corruzione. Le norme invece per il contrasto al terrorismo sono pronte, si tratta di misure moderne ed efficaci, parola del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che a margine di un seminario organizzato a Roma oggi dalla Fondazione De Gasperi ne ha dato l'annuncio dopo i rinvii dei mesi scorsi che avevano fatto slittare l'approdo del pacchetto antiterrorismo in Consiglio dei Ministri. Ora le norme sarebbero quindi pronte e potrebbero essere approvate nel prossimo Consiglio dei Ministri, come anticipato stamane dal ministro degli Esteri Gentiloni, ha concluso il ministro dell'Interno Alfano. Passiamo alla cronaca italiana. Bari, a fronte della promessa di una tangente complessiva di 100.000 euro, alcuni amministratori pubblici di Gioia del Colle, in provincia di Bari, tra i quali il sindaco di centrosinistra Sergio Povi, avrebbero creato le condizioni affinché una società immobiliare partecipasse e si aggiudicasse una gara pubblica che in palio aveva la realizzazione di un numero elevato di alloggi da destinare ad edilizia popolare nel quadro di un programma di social housing. È quanto emerso dall'inchiesta denominata Domus Aurea, condotta dalla Guardia di Finanza di Gioia del Colle e coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari, che ha portato all'esecuzione di 9 provvedimenti cautelari nei confronti del primo cittadino e di amministratori pubblici, funzionari comunali, un imprenditore e alcuni professionisti. Da Genova Lega Nord ha chiesto oggi il rinvio a giudizio dalla Procura di Genova per l'ex segretario federale della Lega Nord Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito per una presunta truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali di circa 40 milioni di euro. Belsito è indagato anche per appropriazione indebita. Il pubblico ministero Paola Calleri ha chiesto il rinvio a giudizio anche per altri 3 esponenti della Lega Nord: Stefano Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio Turci. Dall'estero, Grecia, abbiamo un impegno con le regole dell'Unione Europea, anche se non siamo d'accordo con esse, le rispettiamo e rispetteremo la regola che riguarda i bilanci senza deficit, ma l'austerità e gli irraggiungibili avanzi primari non costituiscono le regole istitutive dell'Unione Europea. Così si è espresso oggi il premier greco Tsipras alla riunione del gruppo parlamentare di Syriza. La troika è completamente finita, ha aggiunto Tsipras, ribadendo infine la democrazia greca non intende ricattare nessuno e non può essere ricattata. Chiediamo tempo, basta predica, ha detto Tsipras.
Terrorismo. Il re Giordano Abdullah II si è recato a Karak, città a 120 km a sud della capitale Amman, oggi per porgere le condoglianze ai familiari del pilota Giordano bruciato vivo dagli jihadisti dello Stato Islamico. Lo ha riferito alla televisione di Stato, precisando che i parenti del pilota hanno accolto i loro ospiti sotto una tenda eretta come da tradizione per ospitare le cerimonie di lutto. Il sangue del nostro pilota martire ed eroe non sarà versato invano e la risposta della Giordania e del suo esercito a quell'atto criminale e codardo sarà dura, aveva promesso ieri Abdullah II, mentre oggi non ha rilasciato dichiarazioni. È tutto per questa edizione, risentirci più tardi. Non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così. Nemmeno noi volevamo svegliarvi così. Queste sono Le Orme, gioco di bimba, 18:08 dalla playlist di Giulio Carnelli, che sta migliorando il nostro regista. E salutiamo gli amici del mondo di Tarkus, perché questa mi dicono essere musica per le loro orecchie. Invece la musica per le vostre orecchie, ancora fino alle 18:30, saranno le rivelazioni dall'interno di Mare Nostrum, che possiamo dirvi, grazie a Daniele Contucci, un delegato del CONSAP, un sindacato di polizia, quello che per primo ha fatto partire l'allarme sui rischi sanitari a cui era effettivamente esposto il personale di polizia, con anche dei casi di persone positive alla TBC, seppur latente, ma comunque stiamo parlando di persone che erano positive. Ha lanciato, e non solo lui ma l'Espresso principalmente, ha lanciato anche l'allarme dei 100.000 non fotosegnalati, con tutte le considerazioni che potete fare voi. Può essere anche una bellissima cosa che 100.000 persone vaghino così misteriosamente in Europa, dà un certo fascino romantico alle nostre giornate, sapere che colui che abbiamo di fianco sulla banchina del treno magari nessuno sa chi è. Ecco, potete anche prenderla così, il lato positivo della faccenda. Abbiamo parlato del giro d'affari importantissimo che c'è dietro questi centri per richiedenti asilo, che sono più o meno 50 euro al giorno a rifugiato. Per i minorenni si raddoppia la cifra.
per i minorenni si raddoppia, ce ne sono comunque tanti anche di minorenni, quindi un giro d'affari importante che non siamo noi a dirlo, ma le inchieste che sono emerse va a ingrossare molto spesso le file della criminalità organizzata, che negli immigrati vede una fonte di reddito migliore della droga. La droga ha tanti problemi logistici: dove la metti, come la fai arrivare, devi corrompere la dogana, devi provare a evitare i controlli, non puoi parlarne al telefono. Questo invece è un business, come dicono le stesse intercettazioni, perfettamente legale, non devi neanche riciclare i soldi. Tutto è gestito da una serie di cooperative in 1000 rivoli, quasi che ogni centro di accoglienza ha una sua cooperativa, quasi, non è esattamente così, ma sono tantissime, quindi non c'è neanche una stazione unica appaltante in una di queste, in questo settore, che quantomeno darebbe la possibilità di avere dei responsabili per le inefficienze, per le irregolarità, per anche i reati che vengono commessi. Se tutti i CARA d'Italia fossero affidati a X, forse ci sarebbe una affidabilità migliore. Questi sono un po' i discorsi che ci siamo fatti finora. Stavamo però parlando, pensate un po', anche di una questione legata, sorrido ma è tragica, al carburante utilizzato dalle navi durante Mare Nostrum, e anche qui abbiamo una cosina da dirvi. Daniele, prego. Sì, esatto, ci sono stati insomma dei fatti di cronaca dove io mi ricordo di aver letto un articolo, diceva appunto che non solo i campi rom, i centri immigrati e così via, insomma, sono gli appetiti della famosa mafia capitale, ma addirittura hanno usato il business dietro il carburante delle navi della Marina Militare che pattugliano il Mediterraneo appunto per soccorrere gli immigrati. E qui appunto ci sono stati, se non sbaglio, arresti di 3 alti ufficiali della Marina, dove insomma con delle fatturazioni false hanno fatto figurare che c'erano 10 milioni di chili di gasolio che non sono mai stati consegnati in una nave fantasma. È lì che fa capire che comunque sia la movimentazione di navi militari ha dei costi elevatissimi, no? Che se non sbaglio addirittura ogni ora di navigazione della nave ha qualcosa, una spesa come 6.000 euro di carburante. 6.000 euro di carburante ogni ora, se non sbaglio. E anche qui la magistratura ha accertato che sono delle speculazioni indegne, peraltro. In Italia lì non esistevano proprio, addirittura la nave non esisteva, però voglio dire, lascio immaginare, questo per far capire ai nostri ascoltatori del business e di quanto costa la logistica in questa operazione. Quindi, ripeto, tornando al discorso di una nave militare che viene spostata dalla Sicilia alla Campania, ha dei costi anche di carburante, insomma, molto elevati, molto elevati. Poi addirittura dato anche tutte le cifre, ora non le ricordo a memoria, di quanto costa un'ora di elicottero, di quanto costa, tutte spese legittime per carità, ma spese effettive, nel senso che sono soldi dei contribuenti che vengono spesi in benzina. Esatto, in questo caso quindi ci chiediamo se la spending review si trova soltanto, cioè si parla di spending review solo quando si parla degli operatori di polizia o anche per la logistica, esempio in queste missioni, cioè per le forze dell'ordine. Abbiamo visto insomma che comunque sia spesso sono demansionate, non ci sono gli stipendi adeguati, non ci sono addirittura i mezzi per poter contrastare la criminalità. Invece poi improvvisamente, quando partono queste missioni di emergenza, perché è sull'emergenza che poi ci sono fiumi e fiumi di denaro, i soldi si trovano. La missione Mare Nostrum è proprio la dimostrazione lampante di tutto questo. Allora, se volete, noi rispalanchiamo le linee per i vostri interventi, abbiamo ancora una decina di minuti assieme. 0266 20 35 29, se volete intervenire in diretta, lo ridico perché mi fanno sempre appunto e sono troppo veloce. 0266 20 35 29, e poi l'SMS, l'amatissimo SMS, il 346 64 277 56, anche questo un strumento che potete utilizzare per farci ancora delle domande. Insomma, abbiamo toccato un po' comunque tutti gli aspetti di questa operazione Mare Nostrum e del ruolo della polizia nella gestione di questi flussi o nella non gestione in questo caso. Secondo te che cosa potremmo esserci dimenticati? Chiediamolo all'ascoltatore. Pronto? Pronto, buonasera, sono Domenico da Torino. Volevo fare una battuta su Alfano. Ho visto Crozza l'altra sera
che ha detto, che imitava Renzi, no? Gli diceva: Alfano, finisci di pulire i vetri e poi i bagni, e poi te ne puoi anche andare. Potrebbe anche andarsene a pulire i vetri dei centri di dei posti migliori d'Italia. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve. Sono Francesca da Venegona. Senta, volevo chiederle una cosa. Alfano mi sembra che abbia detto che sono spariti 3.700 bambini, quali non si capisce mica bene che cosa fanno, fra prelievo di organi, prostituzione infantile, quelle cose lì. Si presenta lì a dirlo e nessuno fa niente, ma non va denunciato per genocidio così. Ma che cosa sperano di fare? Fare il ritorno di Gesù Cristo con la strage degli innocenti? Non ho nessuna vergogna, mamma mia, ragazzi. Grazie. Questa questione dei minori, che è una questione che in effetti è emersa dalle cronache, in che modo veniva gestita sul posto? Si riusciva ad avere un'attenzione di un certo tipo, oppure nel marasma anche il minore alla fine era un po' abbandonato ai legami che eventualmente doveva avere di suo, oppure alla sua intraprendenza? Beh, purtroppo questa è una cosa abbastanza triste, e durante gli sbarchi immagina che arrivano queste masse di persone e lì è anche non facile riuscire, quindi anche tantissimi bambini, tantissime persone, bambini piccolini, insomma, vuol dire, quindi bisogna sempre associare il bambino al genitore, al parente o la persona che in quel caso li accompagna, esatto, quindi non è facile, in mezzo immaginiamo, parliamo di un educatore a 170.000 persone, è chiaro che qualcosa del genere, insomma, qualcosa di strano può accadere, ma in particolare appunto specialmente nei casi in cui queste persone poi non sono state fotosegnalate, quando sono sparite queste 100.000 persone, e tra questi 100.000 magari chissà quanti minori. Sicuramente. Certo, una persona, però ripeto, poi trovarsi sul posto a livello emotivo è un po' particolare, perché poi vedi tanti di questi bimbi piccoli. Io avendo un bambino adesso me ne rendo conto sempre di più, no? Voglio dire, vedi anche dei neonati che si trovano a livello umanitario, sicuramente ti piange il cuore in quel senso, però questo non può farci distogliere dal problema dell'immigrazione in generale, nel senso che comunque sia vanno trattati ovviamente a livello umanitario certe situazioni, certo. Però nello stesso tempo su queste situazioni, su queste immagini ci sono persone che speculano. E quindi ci vogliono delle regole certe. Esatto, esattamente, perché il buonismo chiaramente non va per certi versi, sicuramente va per queste scene di questi bambini che... Sì, non è buonismo, poi non è buonismo, il famoso no, restiamo umani di ma ci prima, mancherebbe, sta pienamente d'accordo su questo. Tu hai in mente un episodio che magari può essere la conclusione della nostra chiacchierata e che invece sposta, diciamo, l'attenzione dall'alto? Poi stiamo facendo una chiacchierata, una panoramica sulle modalità, la gestione, un episodio invece di vita vissuta che magari ci vuoi raccontare così in chiusura? Riguardo l'immigrazione? Riguardo, sì, questa tua esperienza. Ci puoi pensare anche un attimo, non è necessario darcela subito la risposta, di tutte quelle che hai visto, una scena che vuoi condividere con noi. Ma personalmente di scene ce ne sono talmente tante, io proprio appunto voglio restare in tema proprio di sbarchi. In tema di sbarchi, oltre chiaramente ad avere una funzione di cercare in qualche modo di compilare questi fogli notizia, quindi una successiva poi identificazione per qualcuno, chiaramente non per dove c'era la possibilità, però è ovvio poi in quel momento ti trovi anche a dover aiutare in quelle situazioni persone della Protezione Civile e della Croce Rossa. Chiaramente ovvio ti capita, vedi un bambino piccolo che è un neonato così come il tuo figlio, e lo prendi in braccio, provi a giocarci nei momenti in cui stai tranquillo, ovvio. E certo che quel sorriso di quei bambini, spesso di colori così carini, che cercano di te lo porti dentro. Sì, sicuramente, sicuramente. Però, no, assolutamente no, assolutamente no. Per le regole tutelano tutti, anche ma chi certo, arriva. specialmente i più deboli, specialmente i piccoli, specialmente i minori. Però le regole vanno rispettate per tutti, perché poi in questa situazione, se non vengono rispettate le regole, c'è gente che ne approfitta, specialmente del debole. E invece purtroppo mi sembra che la divisione, quella accettata, schematica della televisione e del modo di parlare è o ti piacciono e ti commuovi, oppure sei uno molto cattivo, freddo, che vuole mandarli tutti a casa. Io invece penso che io mi permetto di dire una cosa: se avessi in testa questa divisione,
non sarei qui in questo momento. E questo sarebbe bello che lo capissero anche alcuni Molti che altri, magari non esatto. ci stanno Non sarei ascoltando, qui. quindi non so se arriva il messaggio, però non c'è differenza tra riconoscere l'umanità di una persona e Assolutamente. chiedere che dei fenomeni epocali vengano regolati in maniera razionale. Anzi, io penso che proprio sia il modo migliore per celebrare l'umanità delle persone. L'ultima telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Ciao Pinti, volevo salutare anche il poliziotto. Voglio dire una cosa che ce l'ho in mente da tanto tempo. Queste donne che arrivano a partorire nelle barche, a portarsi dietro delle creature che 90 su 100 volte muoiono, perché non sono denunciate per tentato omicidio? È un po' più Perché complessa, è un credo, omicidio. credo sia un po' più complessa, perché adesso non so se nei racconti che hai preso anche tu nei tuoi questionari, il viaggio per le donne è ovviamente molto più difficile che per gli uomini, specie dal Corno d'Africa fino alla Libia. Sono in mano a predoni guerriglieri che non si fanno scrupoli ovviamente a violentare e a esigere pagamenti in natura che poi possono anche diventare delle gravidanze, Sì. no? È molto spesso è questo, Sì, non infatti è- guarda, quando facciamo l'intervista lì mi ricorda al Cara di Mineo la compilazione di questo modello che si chiama C, ne sentivi di tutti i colori, insomma gente che veramente ha subito delle violenze incredibili, persone che arrivavano, a qualcuno gli mancava un dito, qualcuno aveva un taglio nell'occhio, insomma vuol dire che venivano da realtà molto particolari e differenti. E quindi insomma è chiaro che a livello umano questo dispiace, però nello stesso tempo ripeto, non significa questo essere buonisti, ma no, esatto, ma neanche assolutamente, ma posso nella dire- maniera più assoluta. Ma neanche dire che ci vogliono le regole vuol dire essere cattivisti, cioè vuol dire cercare di fare le cose con razionalità in modo tale che si riescano a gestire i fenomeni, altrimenti con il buonismo anarchico succede che ti spariscono 100.000 persone, alcune saranno andate in Germania, alcune adesso saranno manovalanza a spacciare per la criminalità organizzata, qualcun altro sarà finito in giri meno fortunati di questo, perché se tu non esisti per nessuna entità statale, tu non esisti. Io ti ammazzo e nessuno chiederà giustizia per te. È più facile far risparire anche in situazioni certo, non esiste, di criminalità, insomma. Allora, Carlo da Trieste, è la domanda che segna però la contraddizione molto concreta che oggi vivono le persone, ed è la domanda che dice: perché gli italiani devono pagare i ticket sanitari e invece gli immigrati irregolari hanno cure gratis? Punto di domanda. Questo è l'SMS che in questo momento determina, secondo me, una certa simpatia crescente nei confronti della Lega, perché Salvini pone questa domanda in televisione e questa è una domanda sentita dalle persone. Certo, io sono pienamente d'accordo, ripeto, con questo, però questa domanda andrebbe girata forse al Ministro della Salute, a Lorenzin. Esatto, Lorenzin che ci ascolti, facci sapere. Poi Matteo che ringrazia tutte le forze dell'ordine, in particolare Daniele Contucci, per il lavoro e l'abnegazione. Io posso aggiungere anche il coraggio e una certa dose di follia, perché insomma non credo che proprio tu sia vuole un po' di così follia. popolare tra i tuoi superiori. Assolutamente no, sono molto più popolare tra voi della Lega, tra insomma Tra le Radio persone Padania, che- e infatti vi ringrazio ufficialmente per lo spazio che mi figurati. date continuamente e per l'opportunità appunto di denunciare certe situazioni che altrimenti insomma non potrei, insomma, vedi, mi sono rivolto anche a altre testate televisive, a partiti politici. L'unico partito, diciamo, è la Lega Nord, in questo caso Radio Padania. Io ti ringrazio, ma più che la tua persona che apprezziamo sono le cose che dici che secondo me hanno poi una rilevanza. Teresa ci chiede: i migranti che non ricevono lo status di profughi, per cui la loro richiesta di asilo politico umanitario viene respinta, sono espulsi e rispediti a casa loro? No, nel senso che comunque sia possono fare un altro ricorso. E nel frattempo, in tutte queste fasi, mentre fanno il ricorso così, gli viene dato un permesso provvisorio. Quindi nella maggior parte dei casi poi qualcosa riescono sempre ad ottenere, anche un motivi umanitari di un anno, poi quel famoso motivi umanitari si trasforma in motivi di lavoro, se poi riescono a trovare un contratto di lavoro, e poi di conseguenza diventa anche dei ricongiungimenti familiari per far venire dei familiari fino genitori, figli o moglie e così via. Quindi voglio dire, si amplia molto di più, diciamo,
il discorso. I respingimenti no, in questo caso i rimpatri sono ma poi c'è anche da dire che i rimpatri venivano, dipende anche dalle politiche governative. Io mi ricordo che con il ministro dell'interno Maroni venivano firmati molti accordi bilaterali con i paesi di provenienza, quindi venivano fatti molti rimpatri. Adesso sono sempre più limitati perché chiaramente le risorse vengono canalizzate in questo tipo di missioni. E poi ecco, non ci sono neanche più dei, almeno per quanto riguarda la Libia, degli interlocutori, certo, ma anche con i paesi in seguito alla primavera araba, insomma, voglio dire, no? C'è stato un po', esatto, quindi è anche più difficile firmare gli accordi e rimpatriare le persone. E però ricordiamo anche, ecco, non idealizziamo neanche la stagione dei rimpatri, perché un rimpatrio, sono contento di dirlo con un poliziotto di fianco, non è che veniva messo un aereo pieno di clandestini e rimpatriato di là, perché alcune volte venivano fatti i charter, però la maggior parte dei casi viaggiavano singolarmente, che aveva dei costi incredibili, con 2 agenti di scorta, la volante per andare fino a quindi il costo era davvero io mi ricordo che c'erano i biglietti per andare in paesi molto lontani che costavano 400, 500, 600 euro. E lì come lì tra di voi, tra colleghi, cioè paga lo Stato italiano. Sì, ma tu sei mai andato a fare un rimpatrio? Io ho fatto dei rimpatri in Marocco, a Casablanca, ricordo, sì. Ma lì la mia domanda sempre: quando uno fa il rimpatrio in Marocco, poi riesce a passare la giornata a Casablanca o no? Dipende. Un periodo all'inizio, quando c'era Maroni, mi ricordo, a volte dipendeva anche dai voli, delle possibilità. Comunque restavi una giornata, poi ripartivi o mezza giornata. Adesso spesso si va e si ritorna, dipende. Facevi il viaggio con il rimpatriato? Con le persone, è chiaro, sì. Con la persona rimpatriata. Il rapporto, ne hai mai trovato uno simpatico? Sì, c'è un po' di tutto, c'è pure chi ti ha raccontato, tanto poi la prossima volta ritorno presto qui, non c'è problema. Tu io torno a Casablanca. Sì, no, insomma, dipendeva sempre dalle persone. Poi sai, sta sempre molto alla sensibilità dell'operatore di polizia di riuscire a instaurare un rapporto anche non rigido, perché poi nell'eccessiva rigidità poi ti porti magari alla persona che può dare in escandescenza e creare problemi durante, diciamo, l'imbarco e sul volo. Quindi si cercava di essere abbastanza intelligenti nel riuscire a instaurare un rapporto amichevole, non di amicizia ovviamente, amichevole. Abbiamo parlato tanto dei lati peggiori della polizia italiana, il lato migliore è forse questo qua. Il lato migliore è questo, sì, che all'interno della polizia ci sono molti colleghi che hanno una grossa umanità, hanno del coraggio, hanno un'intraprendenza, hanno un modo che spesso non viene valorizzato. Io sinceramente in questo caso penso, senza presunzione, di avere qualcuna di queste capacità. Grazie mille a voi che ci avete ascoltato con pazienza. Non dimenticate però che tra poco le cornette, tempo permettendo, si faranno incandescenti perché fuori nevica, ma Leo Sigel sarà al suo posto dalle 18:30 alle 19 con Dite la vostra, quindi potete continuare a inondarci telefonate, ci fa solo piacere. Dalle 19 alle 21 invece è il momento di Pierluigi Pellegrin col suo punto politico, o meglio, il punto e basta. Dalle 21 in poi il palinsesto della noce. Bienvenue dans ma réalité.